Eccoci insieme per chiudere la puntata con un bel progetto concreto che riguarda il nostro ambiente. Lo riporta un po' a quello che era il ricordo del passato. Pensiamo a quanti nomi di comuni veneti portano con sé nell'etimologia selve, boschi, e una volta questi erano territori con bosco anche in pianura. È un progetto di ripopolamento proprio degli alberi e dei boschi anche in pianura, quello di Veneto Agricoltura, e che negli ultimi 3 anni in Veneto ha visto passare l'estensione dei boschi da 50 a 500 ettari e cresceranno anche nel prossimo futuro. Stefano Pittarello, nello speciale che segue, ha intervistato i dirigenti di Veneto Agricoltura che per conto della Regione seguiranno l'evoluzione del progetto, e anche poi la presidente di CAV, il passante famoso di Mestre, che cura appunto l'attuazione del passante verde, e un sindaco e il presidente di un ente parco. E quindi con questo progetto noi ci salutiamo ed è veramente interessante. Grazie per essere stati con noi, eccolo qui, buona giornata. Boschi planiziali per il futuro, in realtà è un ritorno al passato. È un bel ritorno al passato sicuramente, perché stiamo cercando di ripristinare con questo progetto quello che una volta era il paesaggio del Veneto, della pianura padana del Veneto, cioè una superficie coperta di boschi. L'obiettivo è quello di rimboschire l'1% della superficie, come era nei tempi passati quando la Repubblica Serenissima di Venezia gestiva questi territori. Perché è importante tornare a questo passato? È importante per tutto quello che ci sta accadendo oggi, è importante per l'ambiente, è importante per la sostenibilità, è importante per la natura stessa, quindi ci sono molti aspetti che vedono il bosco di pianura al centro di un futuro sicuramente più bello, più verde, più sostenibile soprattutto. Già adesso in 30 anni sono circa decuplicati, se non sbaglio, gli spazi verdi di bosco planiziale. Come si fa a moltiplicarlo negli anni successivi, forse probabilmente a una velocità maggiore? L'obiettivo di questo documento che oggi stiamo predisponendo e che ci auguriamo che tutti firmino è quello di arrivare nel 2050 con una decuplicazione di quelle che oggi sono le superfici, cioè passare da 500 ettari di boschi nel Veneto in pianura a 5.000 ettari di boschi nel Veneto in pianura. Per fare questo sicuramente ci vogliono gli sforzi da parte di tutti, da parte delle istituzioni, da parte dei cittadini, da parte dei comuni, ma anche quello di Veneto Agricoltura. Questa carta di San Rigo si firma con che esempi pratici, buone pratiche da portare come esempio? Intanto è un secondo step. Il primo step era stato fatto con la firma della Carta di Rosà 10 anni fa, qualcosa di più, 15 anni fa, e sulla base di quello poi è stato fatto uno sviluppo sicuramente molto bello, molto importante. Adesso si firma questo nuovo documento, questo impegno nel quale tutti vogliamo metterci. La cosa bella è che la politica sta rispondendo molto bene a questo progetto, gli enti pubblici stanno rispondendo bene, i cittadini anche, per cui credo che ci siano tutti i presupposti perché effettivamente si possa raggiungere l'obiettivo. Si torna a parlare di questo passante verde, ma in realtà si è sempre parlato. Con che passi in avanti? Si è sempre parlato di passante verde non solo dal mio insediamento ma ben prima. Oggi però siamo in grado finalmente di dire che abbiamo fatto un passo ulteriore, e il 6 novembre verso le 11 di mattina procederemo in zona Mirano alla messa a dimora della prima pianta dell'ulteriore fase, quindi dell'implementazione del passante verde già esistente. Un'implementazione che quanto dovrebbe durare nel tempo? Vi si chiede maggior velocità o maggiore anche intensità di piante? Allora, questi primi 7 ettari che sono terreni di proprietà di cave in realtà verranno poi coperti molto rapidamente, non sono in grado di dire i tempi precisi, però insomma si farà abbastanza presto. Si aprirà poi tutta la fase delle trattative con i privati per cercare di acquisire le ulteriori aree private che poi dovrebbero completare con grandi fasce alberate, facendo aumentare da 20 a 400 gli ettari interessati dal passante verde, appunto, facendolo diventare poi un bosco di pianura, un vero e proprio bosco di pianura.
Nel suo triennio in CAV ha sentito aumentare la sensibilità rispetto a questi temi? Certamente negli ultimi 2 anni, personalmente poi sono particolarmente sensibile ai temi e quindi devo dire che personalmente ho spinto su questa cosa, ma insomma ho visto che non ho avuto nessuna difficoltà né nessuna resistenza, per cui evidentemente c'era già una buonissima cultura ambientale da questo punto di vista. Secondo lei, per poter procedere bene, speditamente nel futuro, di che tipo di sinergia c'è bisogno o di che tipo di strumenti? Allora, la sinergia naturalmente va fatta con tutti quanti i comuni, ma i comuni si sono già dichiarati assolutamente disponibili, va fatta con tutte le associazioni di categoria degli agricoltori che già hanno dato la loro disponibilità e sono assolutamente a disposizione per dare una mano per la realizzazione del progetto, va fatta naturalmente d'intesa con una figura fondamentale che è quella di Veneto Agricoltura e quindi con la Regione Veneto, che ci dà sostegno e ci fornisce tutti gli strumenti anche boschivi di cui abbiamo bisogno per realizzare il progetto. Si torna a parlare di Passante Verde, è un progetto che soprattutto può interessare e interessa molto il suo comune. Sì, deve essere molto sviluppato perché per ora non è ancora effettivo. Serve un intervento molto forte, servono aree, serve anche una stabilità. Noi come comune stiamo facendo un'altra cosa, stiamo facendo un bosco vero e proprio che ha un'altra filosofia, un'altra logica, però sono 10 ettari di cui siamo particolarmente orgogliosi. Speriamo che adesso CAV vada avanti invece su tutte quelle aree attorno al passante che possono essere piantumate e piantumate in maniera seria. Nel dettaglio del vostro progetto invece, come vi siete mossi e come vi muoverete? Ma adesso le aree sono state già lavorate dal Consorzio di Bonifica, ci sono delle dune importanti, ci sono delle aree acquatiche, verranno piantati circa 16.000 piante, molte piante acquatiche saranno rare, è una cosa molto molto bella e che rimarrà per decenni, per secoli. Esatto, questa è una svolta di sensibilità molto importante. Quest'oggi, da quello che avete sentito nei discorsi, è una vostra sensibilità o è condivisa con altri comuni? Per ora questa è la sensibilità nostra, che è originata dal fatto che lì vicino c'è il casello autostradale, c'è il passante, per cui una fonte di inquinamento molto importante. La cosa è nata come una compensazione ambientale che abbiamo pensato per i nostri cittadini. La questione però può diventare interessante se allargata. Abbiamo bisogno attorno a Mestre di forti cinture boschive perché l'inquinamento sta diventando un grossissimo problema. Le nostre aree sono aree particolarmente evocate all'agricoltura, è difficile piantare boschi, però ci sono alcune aree che a livello agricolo possono essere sacrificate e lì c'è la necessità, per vivere meglio, di avere e di tornare a foreste importanti. L'ultima cosa, Sindaco, è costoso avere queste ambizioni? È costosa, però è un investimento e più di tanto poi alla fine costa molto meno fare un bosco, per dire, che non fare una gettata di cemento, quindi è più salutare e si risparmia e si dà qualcosa alle generazioni future che possa restare. Si parla di boschi planiziali, ma l'esempio di Mestre si può dire spiega parecchio di quello che è stato fatto. L'esempio di Mestre è un esempio, direi, importante, è diventato molto importante non solo per l'estensione che è di oltre 230 ettari di boschi veri e propri, più un altri 130 di parchi, quindi superiamo ampiamente, andiamo verso i 400 ettari interessati, all'interno tra l'altro di una città che per essere la Cenerentola del cemento e non del verde oggi ha 5 milioni di metri quadrati di verde pubblico. L'avventura dell'istituzione è interessantissima, se posso dire non solo mi interessa ma anche mi diverte, perché devo dire, parlare di ambiente, vivere nell'ambiente, curare l'ambiente è certamente un'eccellenza del modo di passare il proprio tempo, oltre al mio mestiere di architetto, che però è spesso a confronto con questioni di tipo ambientale. Ho avuto la fortuna
come dicevo anche nel mio intervento, di pianificare il territorio a fini ambientali nel Friuli Venezia Giulia e di creare un parco da Codroipo fino alla laguna, e questo sempre con una forte componente sociale, i comuni che si associano, le comunità che si promuovono come associazioni per collaborare, come nel caso nostro degli Amici del Bosco, e poi il futuro sono i bambini delle scuole a cui noi dobbiamo rivolgerci, e proprio per questo, come ho citato, abbiamo fatto anche una mascotte, una grande matita che è quella di Giorgio Cavazzano, questo Ercole che interpreta, diciamo, un riferimento, e speriamo di farlo diventare ancora di più qualcosa, un gadget, cosa che oggi non è solo un'immagine. Bene, e poi la parte scientifica, perché il bosco in sé è uno straordinario laboratorio di biodiversità, sia nel campo botanico che nel campo animale. Quindi questi sono i nostri impegni, naturalmente anche quello di espanderlo, utilizzando il più possibile le leggi, soprattutto l'Europa, perché il Parco di San Giuliano, per esempio, è stato fatto con un fondamentale contributo della UE di allora. Un aspetto importante è stato fatto col contributo dell'Europa, ma l'Europa, o in qualche modo chi aiuta a poter mantenere un impianto importante come quello del parco? Certo, noi abbiamo il problema che affrontiamo con coraggio, che è quello che oggi i soldi a disposizione per le manutenzioni sono meno di un tempo, però riusciamo con senso di responsabilità reciproca a tenere ancora un livello di bilancio possibile, e devo dire abbiamo anche riscontro dai cittadini che apprezzano il nostro modo di gestire. Abbiamo anche noi sofferto la siccità, i laghetti si sono asciugati, soprattutto quelli del Parco di San Giuliano, adesso li abbiamo riportato l'acqua, e quindi speriamo che un tempo del genere non si verifichi, e se si verificherà stiamo già pensando, anzi il sindaco sta pensando a forti investimenti sul Parco di San Giuliano, ma questo è anche una molla che riguarda l'intero compendio della nostra competenza. Ti chiedo un'ultima valutazione, visto che parlava di Friuli Venezia Giulia e di un progetto simile. Ecco, ci possono essere sinergie tra il progetto Veneto, quello friulano e altri ancora? Quando ero consigliere comunale stavo lavorando in Friuli, lavorando meno nella mia città a Mestre per questioni di eleganza, perché ero assessore, prima presidente di commissione, e quindi ho sempre auspicato anche dai banchi del Consiglio Comunale una grossa collaborazione tra le due regioni, perché di là ci sono forse più mezzi, però c'è anche molta intenzione. Adesso da questo convegno capisco che anche il Veneto si è adeguato, soprattutto tramite Veneto Agricoltura, che è stato un nostro partner sin dall'inizio della nascita del bosco, e io spero, adesso tornerò, mi sono già annotato i nomi di chi devo andare a disturbare, perché solo attraverso la collaborazione tra le istituzioni si riesce a realizzare dei buoni progetti. Un bel progetto sulla carta, e non solo sulla carta però, è già cominciato, si può dire. Sì, è un progetto questo dei Boschi di Pianura che è iniziato circa 30 anni fa, è iniziato in modo così molto spontaneo dal basso, con vari gruppi di cittadini, con qualche comune, qualche amministrazione locale, per esempio l'Acquedotto di Padova che ha deciso di piantare un piccolo bosco per proteggere le sue fonti, qualche gruppo di cittadini che hanno chiesto al sindaco: dammi un pezzo di terra che vorremmo fare un bosco a scopo didattico. Quindi da queste cose poi intorno all'anno 2001 è stato scritto un documento di idee, la Carta di Rosà, da cui ha preso spunto la Regione, visto che appunto dietro c'erano cittadini, amministrazioni locali e così via. La Regione ha preso spunto e nel 2003 è uscita una legge, la prima legge in Italia che pone delle risorse per rifare questi strani boschi. Noi le pianure le vediamo occupate da agricoltura, città, centri intermodali, centri commerciali, non sentiamo
come italiani che dentro le pianure ci stiano anche i boschi, ma prima di noi le pianure erano coperte solo di boschi e quindi questa legge dice che noi veneti sentiamo l'esigenza che un pezzettino di bosco resti intorno a noi, non solo sui monti ma anche in pianura. Con questa legge abbiamo fatto molto, siamo arrivati circa a decuplicare la superficie di boschi di pianura del Veneto, moltiplicare per 10 quello che avevamo prima di residuissimi boschetti di pianura. Adesso c'è stata in mezzo la crisi, grandi difficoltà degli enti locali, però proprio oggi qui da Sandrigo abbiamo sentito parole molto incoraggianti sia dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti che dall'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan, che hanno detto noi ci crediamo, vogliamo essere al fianco ancora dei cittadini e degli enti locali e quindi cercheremo di sostenere, queste sono parole molto molto importanti perché vuol dire che la legge 13 è una legge ancora viva e oltre 200 persone che oggi hanno seguito i lavori qui a Sandrigo testimoniano che non è l'idea solo di qualche gruppuscolo locale o di qualche visionario, ma è un'esigenza che oggi i veneti sentono in modo molto diffuso nel territorio regionale. Ecco, con i visionari si è decuplicato questo risultato degli ettari, adesso appunto c'è bisogno invece di strumenti normativi, però il fatto stesso, come sottolineava, che ci siano tanti sindaci presenti, anche questa è una, un tipo di formazione personale diversa. Sì, oggi abbiamo chiamato Stati Generali questa iniziativa proprio perché abbiamo messo tutti gli attori assieme qui attorno, quindi amministratori locali, sono molti sindaci, assessori, consiglieri, associazioni, magari non le associazioni più blasonate che uno si immagina che siano sempre le cose che deve fare il WWF, Lega Ambiente, la LIPU, Italia Nostra. Abbiamo molte associazioni dal basso di semplici cittadini che hanno dato origine a consulte locali, cito la consulta per l'ambiente di Rosà, sono un gruppo di cittadini, punto, sono del loro comune, punto, si occupano del loro territorio, punto. Però queste cose moltiplicate per 10% sono cresciute come sono cresciuti i boschi e stiamo vedendo che la voglia di boschi di pianura non è finita, anzi adesso che i primi boschi hanno cominciato a diventare grandi, perché un conto è vedere un bosco alto 50 centimetri dicendo questa è una quercia, buongiorno, aspettate 50 anni e vedrete un albero, un conto è cominciare a camminare sotto quei nostri boschi piantati magari 10, 20 o 30 anni fa e cominciare a dire, la gente del posto dice vado a farmi 2 passi con il cane nel mio bosco fuori della porta, come qui a Sandrigo, dalla piazza di Sandrigo si prende un bellissimo sentiero sugli argini del fiume Tesina e si arriva nei 12-13 campi vicentini di bosco intorno alle sorgenti del fiume Tesina. Ecco, questa è una ricchezza che i cittadini cominciano a sentire come loro e adesso l'obiettivo è moltiplichiamo ancora per 10, quindi fra 30 anni chi di noi ci sarà nel 2050, vedremo se avevamo visto giusto, ma l'obiettivo è di arrivare a 5-6 mila ettari, quindi a decuplicare nuovamente e arrivare a questo obiettivo target che è 1% della pianura veneta sotto i boschi di pianura. Sarà una battaglia solo veneta o si può anche allargare a regioni confinanti? Beh, qui oggi abbiamo amici della Lombardia, del Piemonte che sono venuti, di amministrazioni come la nostra che sono impegnate in questo settore, quindi io so, e perché anche abbiamo molte relazioni, che questo sentire, questo sentimento va dal Friuli, passa per il Veneto, è molto forte in Lombardia, è molto forte in Piemonte e in Emilia Romagna, quindi direi che tutto il bacino padano-veneto è investito da questa voglia di riavere un po' di quel bosco che evidentemente sentiamo come un qualcosa che in questo momento ci manca.